Vedi, tu entrerai subito da qua. Facciami a borsa, lei. E reggono. Ti riesci a entrare da qua? Questa è la mia barca. Leo? Guarda che sto parlando. Oi. Leo. Dai che non dovremmo perdere tanto tempo. Vieni qua, te lo... Oi. Oi. Oczy. Nie. Nie.
Oi! Allora ti bevi addosso. Che piagneria! È fatta nuova. Ah, è nuova. Questa quando è nuova, già no. Ma non è mica tua, sei del comune. No, la cazzo è del comune. È mia. È comune centralmente. È tanto che non mi vedi in giro quella parte. Mica più rispetto. Poi mi conosce la barca. Sì. Ora ti qualche storia nuova? Nuova? Sarebbe da contare la storia di come che sei nata sta Venezia. Sì. Perché? Eh beh, sei nata. Qua sei nata. Ma c'è un mistero, perché prima dei veneziani che c'era i nativi dentro sto estuario con tante isole, tanti canali, piccoli, grandi, con tante isole e anche isole artificiali, dove sbordava un fontanasso di acqua dolce. E case c'era fatte di carne, cosiddetti casoni, con tutto il materiale che da 5 fiumi entrava in laguna. E questi come è che sopravviveva? Sopravviveva qua a pesca, qua a caccia. E poi facendo produzione di sale, aveva i saini, cominciava i saini. E dove andava a commerciare tutta sta roba? E andava su per questi 5 fiumi che entrava in laguna, con i piloghi, e aveva fatto amicizia con i servi dei ville dei Romani. E ora cosa è successo? Entrando in amicizia. Sarà perché siamo vicini alla pescheria, ma gli sei qualche bel cevuito qua? Entrando in amicizia, vendendo la selvaggina, gli ortaggi,
e tutto quello che c'era necessario, ma soprattutto il sale, e la storia si gira. Cosa vuol dire? Che nel 400 d.C. si arriva Attila, è il Parone degli Unni, quelli cattivi. Attila, dove? È cattivo. Dove che praticamente cosa succedeva? Succedeva che non si poteva andare in giro né di notte né di giorno perché quello occupava tutti. Stop. Perché che c'è sta rete qua, devo studiare il problema. Blocche. Vediamo se si può passare. E dice sto cane. Ma vedo che c'è acqua, per cui vado a vedere. Bisogna rialzarlo, ma c'è. Ah, che c'è anche dei anni. Non so che gli è successo. Riprendi. Di paura, di spavento, di giorno si vedeva i fumi all'orizzonte, le città che Attila aveva già bruciato, e di notte si vedeva i fuochi lontano. Chi faceva riferimento ad Aquileia, lei? Tutti, veniva da Padova, da Verona, da dove che c'erano pochi anni cristiani all'epoca, ormai stava diventando. Insomma, morale a favola, cosa nasce? Che i servitori di queste ville, dei paroni delle ville romane, ho detto, ma là ti conoscevo, qui a Laguna, qui che faceva commercio, e qui mi aiuterà, mi metterà in salvo, tutte le robe più importanti, e piccole robe preziose e il resto sconde tutto perché non c'è tempo se io arriva e fa stragi di tutti, violenti, i donne, porta via i fiori, eccetera, eccetera. Insomma, detto fatto, i nativi, Gassalvà, tutti quanti quelli che si presentavano all'appuntamento, no, questi piccoli mercati lungo i fiumi e i portai nella laguna e li considerai come fratelli con tanto amore, rispetto. E cosa gadai i romani? I romani gadà quello che i nativi non sapeva, le leggi, la medicina, l'arte, l'architettura e tutto il resto che veniva buono, perché il 50% dei nativi e il 50% dei romani d'Occidente, impero, siamo Dio parlato, l'impero romano d'Occidente, che ha fondato una nuova stirpe umana, ed era il 50% dei nativi, come gli sei descritti da un romano, Cassiodoro, e l'altro 50% da questi romani. Insomma, morale a favola, già nell'800 d.C. i veneziani, che si avevano riunificato da tanti secoli, caporisco e legge è il primo doge. E adesso si capisce perché Venezia è così bella, così, diciamo, accogliente, con tutte queste bellezze nascoste, queste arti, queste architetture, eccetera, eccetera. Il gatto va che attorno alle fondamenta del campanile di San Marco, ci sono 7 strati di Venezia, non uno, 7.
7 strati di Venezia. Vedi che sotto che sei? 7 Li Venezie. metti. E chissà quante robe che si nascoste sotto. Migo sa visto un gran segreto. Una roba che nessuno ne sa. Che ha aperto il pozzo di San Lorenzo. E il pozzo di San Lorenzo, sei dove che sei morto? Mica io, Marco poi. Ma dopo se li vai i francesi che ha scoperto tutto e cercava le robe preziose. E gli ha tappato tutti questi poveri morti. E dove li buttai? Guarda la cattiveria di volte. Gli cacciappai i corpi per inquinare il pozzo. Gli buttai dentro tutto il pozzo così si poteva neanche cacciappasse un po' di acqua fresca dal pozzo. Allora gli esperti archeologi, tutti quanti, gli ha fatto una bella riunione e gli ha detto che sicuramente gli ossi e povere spoglie di Marco Polo adesso è finito. E adesso è finito nel pozzo di San Lorenzo. Detto fatto, gli ha fatto un scavo, gli ha scavato, gli ha detto gli operai, in fondo sai me la comando. Che cosa hai trovato? Lì che passavo per di acqua ho visto che c'era una bottiglia sporca di fango. E gli ho detto, questa bottiglia era insertita. L'ho portata, e dentro a questa bottiglia in trasparenza c'era una pergamena. E dentro questa pergamena c'era, guarda, senza rompere la bottiglia, che si mappa di un tesoro, è il tesoro di Marco Polo, e vi lo racconterò alla prossima puntata. Bene, Che sta qua? Aspetta. Perché c'è l'elenco dei fuochi. Che bestie colonne. Che belle queste colonne. Che scusa, guarda quanti secoli di storia. Basta, i veneziani non c'è più, bisogna via. Guarda anche qua sopra, che bello, guarda. Finestre gotiche in alto. era ciò che i pescetti. E se non vediamo, che là. Questa è la testa. Ma se pieno. Pesci, pescetti. Qua dei pesciolini, guarda. Della testa. Che abita? Ah, ma sì, quei finestre serali. Le finestre serali sarà caldone. Se non si andava a un centro commerciale. Guarda che grossi. Che ne siete grossi, eh? Ah, la Pantegana, devi incontro, guarda la Pantegana. Chi sei? La Pantegana, Leo, guarda. Non vedo. Ero io. Dove sei? Sì, domani. C'è. Io vorrei se giù Qua, guarda. siamo vivi. Qua. Questa era una pantegana? Ostra! È nuova, in superficie. Quasi. Il covo di pantegana è qua. C'è pieno. E a magna. Ricordo anche da figlio. Si vede che è a magna. Venivo qua, perché voi altri non sapete che sotto è la città sommersa, che c'è la regina dei Pantegani. I Pantegani, no. Guai se non fosse i Pantegani, chi c'è che avevano tutti i scarichi, dei fogni, dei Tutte le gatti, squarce. e tutto quello che va in acqua. E i Pantegani sa bene guarda. Sa come si definisce la Pantegana? Guarda che bello, c'è lo smeraldo, c'è stato. Cactus norvegensis.
Perché a Pategana Nera, quella famosa della peste, è morta perché è arrivato Raptus norvegensis che l'ha buttata fuori. Quante nonna che sapevano bene e che veniva neanche a fare la posta dalla Norvegia, dove che i veneziani da tempi lontani gli va a prendersi il baccalà, a sto capisso, come che io chiamo da che parte. Se sta un certo capitano di famiglia nobile, Querini, che con la nave è già andato a finire in mezzo ai negri della Norvegia. Insomma, cosa succede? Che non si vedeva niente. Io già non caído, pesto, che non si vedeva niente, neanche a tagliarlo col coltello. Però i veneziani sapete cosa chiedeva? Di sua natura. E che il naso! Io sentivo sto profumo, che non si capiva se c'era pesce o qualcos'altro. Beh, io seguivo, sai come si marinai a Venezia? Io seguivo e a rotta di sto profumo particolare, no? E ho scoperto l'elofotte. Un odor d'amona. Esatto. Andata. Come che diceva il signor Giacomo Casanova. Sambuca Molinari. Se mi andai via e stai a più di un anno. Ne voglio bene, anche perché con quel caillo e a nave a sedà un poco rovinato. E io rifurbi, ho fatto arrivare il legno, chi si è agganciata alla comoda, io ho mangiato il baccalà, io ho insegnato le sue ricette, io ho fatto un scambio culturale e mi penso che il 50% di quella gente ha dal DNA veneziano. Ecco perché ne è così bene. E tutti gli anni ne manda tonelate di stocca fissa, che ha un profumo particolare. Ma non è. Ma ti sai la differenza tra stoccafisso e baccalà? Beh, è questione del chef. Dei paroni di cucina. Il faccio il barca. Quello che porta in giro e la gente in barca. Così, per passatempo, non guadagno niente. E io conto tutte queste storie. È il barcarolo. Va bene, adesso andiamo a casa, sa? Perché mi è venuto con questa storia del baccalà, mi è venuta una certa fame. C'è il baccalà vicentina, e il baccalà mantecato che si fa delle tartine, e poi la polenta biscottata. Ma il veneziano è il baccalà mantecato. Perché st'altro si è vicentina. St'altro ancora in tecia, in generale. Bon, che mi viene voglia così tanto che mio sogno anche la notte. Beh, mi saluto, ciao, vado a casa, ciao, Fiori, alla prossima, dai. Avevi un attimo di pazienza. Che evento, ma ti va avanti. Si tappa un bella arietta qua. Io ho detto che sarà il momento giusto perché il caldo fa girare il vento, lo fa tirare su. Le case a Venezia, siccome vedi, tappa il vento e lo butta in giù, in mezzo ai campi. E così avremo sempre una continua circolazione di aria, sia d'inverno che d'estate. Ma adesso non avevo più pensieri, via, a casa a mangiare un po'. Che ho fame, sinto, avanti e basta.
Sente? La via giornale. Senti, forse che mi fa Giacomo. Vado a mangiare qualcosa. Bisogna che mangi qualcosa. Io a casa. E di corsa. E l'ospite che va in barca è un bravo marinero. Ed era su una barca della marina militare che si chiamava Impetuoso. Fatalità, impetuoso sei anche io. Era un carattere e si era fatto partire della prima occupazione nella scuola nel lontano 1968. Era amato, come si dice, cricket ed è andato fin dentro per l'onore della sua classe. Ah, è strada nuova. Avevamo un monumento di storia del secolo scorso. Bravo a far filmati, bravo professore. Prima dei barbari, prima dei cinesi. Prima che venisse Cina, Cina. a Cagnara. Questa casa nostra, questa. Insomma, da insegnato così bene. Guarda che bravi. E a televisione in scuola. Guarda È il che primo roba. caso in tutta Ah, guarda Italia. che boccovetti. Quello che sapesso. Invidiosa, je venu a controllare per far filmare. Perché non mi sembrava vero. Che una scuola del Lido di Venezia e a Scarsellini avessi proprio mio degli elementi che costituiscono le riprese, le immagini. E uno dei figlioli che è stato così bravo che per figa ha vinto un concorso ed andò in Canada. E anche là, meraviglia delle meraviglie. Anche là ha vinto. Ma è ora, che chi è me? Del figlio o del professor Leonardo Orlandi che gli ha insegnato? No, io lascio pensare a voi altri. Io solo che io lo vuoi come fratello, bene che combinare tutti i colori da quando lo conosco. Se sta un birbante, ma sa quanto che mi lo diverto? Altro che i cartoni animati che si vede adesso per televisione. E non rende è la stessa immagine. E i giochi sui campi. Ma una roba incredibile. Non volevo, Perfino le giostre. non volevo venire fuori da quel campo. E tutte le fontane si asciugavano dalle secche che avevano. Non che sono più fontane. Gli gasserei tutte. È tua, ho vedo. Ecco. Se influenzassimo Dio per arrivare a casa. Guarda onde c'ho io e a misericordia. Guarda bene qua. Quanta storia che passa da che parti. Ma quanta storia. La vista. I nostri antenati. È un mare in tempesta, guarda che onde. Qualche ambulanza sta arrivando a tutta velocità.
c'ha i muri qua, non si può neanche abitare, fate i muri davanti. La pericolosa che fa da sponda. Ecco, bravo. Poi! Astagando, Siamo di andare verso i Gesuiti. A poca distanza. Sto da quasi qua. il passo del Casanova, dove c'è il museo. Sei mai stato a vederlo? Cimeli, Tocchi. questo è un vecchio goldone Eh, di seta. fa. Ah, di seta. Non di bueo dei maiali. Si usava Di seta era più raffinato. raffinato, era quello che faceva danni. E la pantegana che ti ha visto? Di che color è? Marroncini. Rossa del peo? No, sul marroncini. Adesso va di moda il marroncino color caffeato. Ah, c'è. Anche ora le sofistiche che piace stare in moda. Ho visto una signora. Poi sbarca e che misura è lunghezze e altezze di tutte le parti del corpo e si fa eccezione subito di uno che chiama. Chissà dove chiama mai. E dica già venduto, dica già procurai. E poi dice, oggi ho visto una roba. Altro che il museo. A Reykjavik c'è il museo in Islanda di tutti i peni animali. C'è anche quello della balena azzurra. Non ti dico quanto per lungo perché sennò non ti dormi la notte. A Reykjavik. A Reykjavik. Comunque sempre a. Guarda che bel bambolotto sulla finestra, tu vedi? Ah, dove che stava Alberto? A Capenduo, qua per andare in montagna. Non sbagliato. A Forni di Sopra. Aspetta che vado. Il bambolotto. Mamma mia. I forni di sopra. È del Clausetto, no? Prendi il bambolotto. La finestra che c'è il bambolotto. Sai che ti ricordi Gabriele Masioli? Masiol? Masioli che ha un ristorante. Ah, E c'è fogo, e c'è teatrante, e c'è adesso riprende il ristorante. chi ha da domandare Il qualcosa ristorante. a un muranese, tu vada io, da Gabriele Masioli. Se a guardarlo bene sembra un Garibaldi in pensione, che l'ha messo anche su panza. Senti che arietta qua, eh? Sei contento? Beh, E ha visto che ti ho portato sul fresco, che non ti vuoi venire? Non ti va neanche a sua. Tu che ti sbarca qua, ti va subito a casa o ti metti? no, va avanti. Vado avanti. Io vado a casa e vado a mangiare. Ma ti hai ancora da mangiare? No, sono come matta. O ti sei in anticipo? Matta Gandhi. Mahatma Gandhi si nutriva solo con latte da capra e non aveva neanche modane, che aveva un sali che si girava dappertutto e faceva i vari regolamenti che mi a farlo non sarebbe buono,
ma indiani nella testa, dice dei fenomeni, che studia fin da fiori, pensa che si riuscì a domare per figli cobra e serpenti velenosi. E mi ricordo un certo onorevole Craxi che si andò sul mercato a Bombay e era in mezzo a un mercatino e aveva visto che c'era uno con una specie di trombetta e da sesto segnò fuori il cobra che aveva cominciato a muoversi. Allora i guardie del corpo di questo presidente Craxi che ha detto venga via e ha cominciato e portava io già i Craxi che ho la memoria insomma quando a sentire la musichetta e ha visto che Craxi si è di via e che si era cominciato a allungare il corpo. E a un certo punto ho detto venga via presidente, non può stare qua, è pericoloso. E io ho detto, questa musica l'ho già sentita. E pensa che io già ero andato in India per andare a trovare suo fratello. E c'era uno che si aveva convertito a una religione indù. E se qualcuno che ti vedi girare per strada vestita in arancio. Ma se stava qualche minuto. Era un bravo uomo. Pecca, non ne avevamo più di questi uomini. Il giardino dei suore, bellissimo, anche al passo. Ti vuoi andare a vedere così ti prendi conoscenza di quel giardino che ti mi dicevi? Leo, prima di andare a casa ti vuoi andare a vedere quel giardino? Non ho capito niente. Quel giardino dove che va la barca del mio amico, l'avvocato. Giardino no, un'altra volta. Quando che ti torna là, sei più fresco. Mi fermo su una terra sicura. Parti il 14 e ti torni, non si sa. Ma mi speraria per 19-20, insomma, vediamo. Già sentire Raffaello, perché Raffaello Decide. ne porta e quindi... Venezia si spoppola per il caldo, i va tutti quanti al fresco, in montagna o in campagna, anche a malcontenta. Ti va a fare transumanza, però io dico che non vedi schei. La villeggiatura. Non ci sono bessi, non vedi schei. Sappio. Anche questo ora mangiare alto in fretta. Chi è detto? Vuoi venire fuori dal canale. Vedi donne. Oi, premando! Che voce c'ha mi ero spaventato? Non vai a casa, che bello, guarda il controluce, che bello, che riflessi, di contrasto, guarda che bello. Che bello, che luci di contrasto. Si è fatto la veranda. Come c'è qua, mette anche qui a moglie. Così evita di farsi il pediluvio, perché c'è l'intimo della Caritas, così che dopo cari, dopo i grandi film, devo comprare. Beh, sta barca.
Io sei del... E avrei bisogno di un fiore stucco. idraulico, ma è scafandrata di vetroresina per cui me la fondare a mano. Inega, frega è il posto. E ora come fa segno? Oh, guarda che inega, frega il posto. E orchidee. Ecco, guarda, siamo arrivati giusto alle 16, come che avevamo promesso. Ma neanche, guarda, un cucù della foresta nera non sei così bravo. Ti vuoi smontare qua, sto carino? Ah, ma riuscirà, non ti puoi. Cucù della foresta nera. Ma quanto bei dei cucù. Ah, che bei. Dai a mangiare. E nega fregato del posto. Mamma, signor Menigo, e si chiama sta barca, signor Menigo, e nega frega il posto. Ah, devo andare avanti, sa perché qua non si arriva. Dove non arriva? E anche i miei, sì. Ti riesci a scavalcare? Ai miracoli qua magari. No, Cosa io che... dico, riesci a scavalcare? Se seguiamo qua. Arrivi. Chi?